Assessore Panontini, nella riunione di giunta si segnala uno stanziamento rilevante per quanto riguarda il soccorso alpino e speleologico. Sì, noi sulla scorta di una legge regionale abbiamo oggi stanziato una cifra importante a favore del soccorso alpino. Il soccorso alpino è una istituzione meritoria in questa regione perché opera appunto in tutta la zona alpina a beneficio dei vari frequentatori della montagna che ovviamente incappano, ahimè purtroppo a volte incappano in incidenti, in problemi di natura sanitaria o cose di questo tipo, e sono 220.000 euro di stanziamento che appunto accompagnano l'attività del soccorso alpino che è peraltro anche oggetto di un'attenzione da parte del Consiglio regionale che ha recentemente approvato un disegno di riforma che valorizza ulteriormente ancora di più la loro attività che è incardinata, o meglio, che è in forte collaborazione con la Protezione Civile e ovviamente anche con il 118 e il mondo della sanità.